Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Tensione altissima a Lampedusa, gli isolani in rivolta per i nuovi arrivi e protestano anche i rifugiati che vogliono lasciare l'hotspot ancora stracolmo malgrado i trasferimenti. Attese per domani von der Leyen e Meloni. Solidarietà nell'emergenza a Lampedusa e il vento del nord, rassegna di film corti ideata da Massimo Ciavarro. Stasera Beppe Fiorello, commosso e vicino ai lampedusani. Le donne non appartengono agli uomini, cambiamo mentalità. In tanti a Salemi alla marcia silenziosa per ricordare Marisa, uccisa dal suo ex, e per dire basta ai femminicidi. Ancora interminabili le attese nella sanità pubblica in tutta la regione, anche 6 mesi per una visita senologica a Catania e una TAC a Messina, 9 mesi per un controllo endocrinologico a Palermo. Covid, tra 2 settimane i nuovi vaccini gratis per tutti, i suggerimenti per i più esposti. A San Giovanni Licuti, la spiaggetta nera di Catania, solarium a metà. Per il comune la stagione è finita, inutili le spese per riparare la scaletta che porta a mare. Catania, le nuove trovate per aggirare il fisco. Un professionista riceve la multa per un'auto di lusso che non possiede, ma che risulta intestata a suo nome. Calcio, Palermo fra poco in campo ad Ascoli con Brunori che cerca il primo gol stagionale. Domani invece scende in campo il Catania che insegue i 3 punti col Picerno. Bentrovati, altissima tensione dicevamo. Bentrovati, altissima attenzione dicevamo a Lampedusa per una doppia contemporanea protesta, gli isolani in rivolta nel timore di nuovi arrivi, i migranti che vogliono partire e lasciare l'hotspot ancora stracolmo malgrado i trasferimenti in corso. Attese per domani von der Leyen e Meloni. Luca Ciliverti. Andiamo avanti con le notizie, il servizio sarà trasmesso tra poco, ma se da un lato c'è l'emergenza umanitaria, dall'altro sempre a Lampedusa c'è anche un'isola che vive e ospita il grande cinema italiano con la 15ª edizione del Vento del Nord, una rassegna ideata da Massimo Ciavarro che si inaugura stasera con il film Stranizza da Muri di Giuseppe Fiorello, commosso e vicino alla popolazione dell'isola in questi momenti difficili. Eva Spampinato. 2 volti di un'isola, da un lato l'emergenza umanitaria e gli sbarchi, dall'altro il cinema che porta i temi della solidarietà e dell'accoglienza sul grande schermo. 2 volti che in questo momento convivono insieme a Lampedusa, dove stasera si inaugura la 15ª edizione di Il Vento del Nord, rassegna cinematografica ideata da Massimo Ciavarro nel 2008 con la consulenza di Giovanni Spagnoletti e il coordinamento di Laura Delli Colli. La manifestazione si apre con la proiezione di Stranizza da Muri, esordio nella regia di Giuseppe Fiorello, che abbraccia virtualmente tutte le anime che in questo momento si intrecciano in una terra ospitale e che grida aiuto. Lampedusa che in questo momento e da troppi anni sappiamo bene cosa è capace di fare e come è capace di accogliere gli esseri umani che stanno cercando una speranza, un sogno, una dignità. Quindi un abbraccio va a tutti gli abitanti di Lampedusa, a Lampedusa tutta. Gianni, piacere. I loro bisogni e i musconi ciabulau. Quella che vedrete stasera è una storia di amore, anch'essa è una storia di diritti negati. Ci siamo liberamente ispirati a un fatto di cronaca accaduto a Giarre nel 1980. 2 ragazzi si volevano bene, si amavano e per questo furono accerchiati dal male e per quell'amore sono morti.
Il vento del nord andrà avanti per una settimana con film e cortometraggi proiettati in un grande schermo proprio nel porto degli sbarchi. Dopo Stranizza d'Amuri sarà la volta di Battima, il corto per Emergency che ha vinto il concorso annuale sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione diretto da Federico De Mattè. E adesso le ultime notizie da Lampedusa con Luca Ciliberti. Esplode la protesta a Lampedusa, un centinaio di residenti sono scesi in piazza insieme al vice sindaco bloccando alcune strade per poi manifestare davanti al comune. La protesta ha raggiunto il culmine quando fra gli isolani si è diffusa la notizia che nell'ex base militare Loran verrà creata una tendopoli con mezzi e attrezzature dell'esercito. La paura, dicono, è che si vogliono prendere l'isola. L'ipotesi di realizzazione della tendopoli invece è stata esclusa dal prefetto di Agrigento, che ha spiegato che le strutture serviranno per ospitare il personale della polizia a supporto dell'emergenza migranti e attualmente senza ricoveri. La situazione sull'isola resta critica nonostante le rassicurazioni del governo. Nell'hotspot ci sono circa 3.000 migranti, numeri dimezzati rispetto a qualche giorno fa quando le presenze erano arrivate a quasi 7.000. Momenti di tensione anche tra i migranti del centro, dove in centinaia, stanchi di aspettare il loro turno per il trasferimento, hanno iniziato a protestare. Durante uno degli ultimi sbarchi è arrivato anche un neonato morto. La madre aveva partorito durante la traversata a bordo di una carretta del mare sulla quale viaggiava con una quarantina di disperati provenienti dal Nord Africa. Tra stasera e domani è attesa a Lampedusa la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con la Premier Giorgia Meloni. Le donne non appartengono agli uomini, cambiamo mentalità. Intanto in tanti a Salemi alla marcia silenziosa per ricordare Marisa, uccisa dal suo ex, e per dire basta ai femminicidi. Laura Spanò. In silenzio, in marcia e in ricordo di Marisa Leo, così ieri sera la comunità di Salemi ha voluto rendere un omaggio commosso alla memoria di una donna brutalmente strappata alla vita dal padre di sua figlia, l'ex compagno, poi suicidatosi. Il nome di Marisa deve rimanere vivo ed essere monito perché nessun'altra donna sia colpita dal crudele destino che è toccato a lei e alla sua famiglia. Fa piacere che ci sono, insieme a istituzioni, forze politiche, ci sono tante persone che sono qui a dire basta, basta perché siamo stanchi di 120 omicidi l'anno, anzi femminicidi l'anno per mano dell'uomo. Io non voglio più vergognarmi di essere un maschio e con me un'intera comunità e mi auguro l'intero paese, ma per fare questo bisogna passare ad azioni concrete, soprattutto utilizzando la leva culturale ed educativa. Il serpentone di persone che si è mosso da piazza Padre Pio si è poi riunito in piazza Alicia, dove è stata ricordata Marisa, ma dove soprattutto è stato ribadito da tutti i presenti che nessun'altra donna debba ancora subire lo stesso orribile destino, e tra i presenti anche il fratello Mauro. Da maschio mi impegnerò a coinvolgere tutti gli uomini. È quello che voleva Marisa, è quello che faremo tutti. E la vostra solidarietà tutta, di tutti, anche delle persone che non conosciamo, ci sta dando la forza, a tutti, a me e anche a me e a mia moglie. E ora arriverà il momento più brutto, però riusciremo a farcela per Marisa, per lei, per tutte le donne, per voi. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Di nuovo, grazie. Immagini commoventi e di grande solidarietà. Intanto anche Favara piange per Alberto Vella e Daniel Giudice, i due giovani autisti morti giovedì nel tragico incidente del pullman che da Porto Empedocle stava trasferendo decine di migranti al nord. Erano partiti dalla Sicilia, pronti a darsi il cambio, quando il mezzo è finito contro un tir. Oltre che due colleghi, i due erano veri amici, li accomunava la passione per la musica e le tradizioni siciliane. Entrambi facevano parte di un gruppo folk, tanti messaggi di cordoglio su Facebook e nella rete. A Favara, nel giorno dei funerali, non ancora stabilito, sarà lutto cittadino. Voltiamo pagina. Il ministro della Salute Schillaci ha confermato che da ottobre saranno disponibili i nuovi vaccini anti-Covid. Intanto arrivano i suggerimenti per le fasce più deboli, le prime che dovranno essere vaccinate. Marco Carli.
Da un lato i casi che aumentano di numero con la variante Eris che cresce, la situazione che, ripetono gli esperti, non è ai livelli della soglia d'allarme. Dall'altro le dichiarazioni di Schillaci, il vaccino anti-Covid aggiornato che verrà offerto gratuitamente a tutti i cittadini che vogliano sottoporsi alla somministrazione e non soltanto alle categorie indicate nell'ultima circolare del Ministero della Salute, ovvero over 60, soggetti fragili, donne incinte ed operatori sanitari. I nuovi vaccini arriveranno entro 2 settimane e la campagna vaccinale anti-Covid e anti-influenzale partirà dagli inizi di ottobre. Il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutti, ma la cosa più importante, direi io, è quella di far vaccinare al più presto possibile le persone più anziane, ovvero quelle che hanno più di 80 anni e quelle che stanno nelle case di riposo. Queste persone devono avere la massima priorità. Nel frattempo però ci sono delle indicazioni e delle precauzioni, soprattutto per le fasce più deboli. Il consiglio che do io è quello di non fare terrorismo, quindi tutte le persone giovani, forti, possono continuare a fare la loro vita tranquillamente. Al contrario, le persone più anziane, più fragili, più avanti con l'età o con altre patologie, con comorbidità, è bene che indossino la mascherina FFP2 quando sono nei mezzi pubblici o sono nei luoghi affollati, soprattutto se sono luoghi angusti. Poi è anche molto importante che tutte le persone che hanno segni e sintomi di influenza non vadano in giro, che facciano il tampone o qualora dovessero andare in giro è giusto che indossino la mascherina FFP2 per evitare di contagiare altre persone. Intanto resta drammatica la situazione delle liste d'attesa in Sicilia, anche se le aziende sanitarie provinciali stanno recuperando molto lentamente l'arretrato. È difficile la situazione negli ospedali, soprattutto per gli interventi programmati. C'è chi aspetta, pensate, dal 2020. Manlio Viola. Va a rilento il recupero delle liste d'attesa in sanità dopo il lungo blocco dovuto al Covid. Nonostante le aziende sanitarie mostrino orgogliose i numeri degli esami clinici e delle visite evasi, la situazione resta problematica soprattutto in Sicilia. È Messina, la città della regione dalle attese più lunghe, dove per un esame diagnostico si possono impiegare da 9 mesi a un anno. 9 mesi di attesa anche nel catanese, mentre nel palermitano non si riesce a scendere sotto i 6 mesi. Sono tempi medi perché per conteggiare le liste d'attesa non bisogna tenere in conto soltanto i poliambulatori delle ASP, ma ci sono anche gli ospedali dove la situazione è maggiormente drammatica. Quella peggiore è in pediatria. Ci sono bambini che attendono da più di 2 anni la chiamata dell'ospedale di Cristina di Palermo per un semplice intervento di ernia. Adulti in attesa al civico dal 2020 per l'asportazione di un tumore benigno alla prostata. Pazienti che da 3 anni devono eseguire un'operazione alle tonsille a Villa Sofia Cervello o un intervento alla colonna vertebrale, più delicato, al Policlinico Paolo Giaccone. La prossima settimana la Regione metterà in campo il suo piano e darà indicazioni precise alle 27 aziende sanitarie fra provinciali e ospedaliere. Primo tema, lo sblocco della mobilità del personale. Seconda cosa da fare, lo sblocco degli straordinari per consentire l'uso per almeno 12 ore al giorno di sofisticate apparecchiature diagnostiche che attualmente eseguono soltanto 3 o 4 esami al giorno al massimo. Ma il vero tema sono gli interventi programmati per i quali non si vede ancora all'orizzonte lo straccio di un'idea che possa essere risolutiva. A Sambuca di Sicilia, vicino ad Agrigento, un gioielliere ha messo in fuga 4 rapinatori, colpendoli a calci e pugni. I malviventi pure avevano un coltello. Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita, ha commentato poi, e non potevo certo darla vinta ai rapinatori. Catania, a San Giovanni di Cuti, una mareggiata ha distrutto la scaletta che permette ai bagnanti e ai disabili di scendere in acqua e il comune ha deciso di non ripararla perché costa troppo, 20.000 euro, e ormai siamo a fine stagione. I bagnanti subiscono e affollano lo stesso la spiaggetta nera. Eva Spampinato. Noi abbiamo l'accesso a mare perché qua sotto nella spiaggetta c'è un varco dove si può andare direttamente a mare. Certo, era una comodità soprattutto per i disabili, perché lo scopo principale di questa passerella era stata fatta per i disabili. Purtroppo loro non ne possono più usufruire, quindi ormai fine settembre quasi non la rifaranno più.
Non importa se la passerella non verrà più ricostruita per quest'anno, l'importante è avere il mare e un luogo attrezzato dove poter trascorrere le giornate calde, anzi caldissime e assolate che regala settembre. I bagnanti comprendono la scelta dell'amministrazione comunale catanese di non riparare la scaletta che permette l'accesso in acqua qui a San Giovanni Licuti e che è stata distrutta da una recente mareggiata. Vabbè, giustamente, poi siamo a fine stagione, tutti i lidi stanno chiudendo, di conseguenza spendere questi soldi si possono utilizzare in una maniera migliore, anche perché appunto chi ama il mare la possibilità di scendere in acqua la trova. Una spesa troppo elevata, occorrono oltre 20.000 euro per ripristinare una scaletta danneggiata. Il comune non vuole rischiare di impiegare risorse pubbliche per un periodo breve, siamo a fine stagione e con il rischio meteo che incombe. A breve comincerà lo smontaggio della scaletta e poi di entrambe le strutture, quella di San Giovanni Licuti e quella di Piazza Sciascia, già chiusa. Intanto la spiaggetta nera più amata dai catanesi non soffre di solitudine, complice il gran caldo di questi giorni, e se non c'è la discesa a mare ci si accontenta di questo varco tra le rocce. Restiamo a Catania, le nuove trovate per aggirare il fisco. Riceve multa per un'auto che non possiede ma che risulta intestata a suo nome. Questa volta è toccata a un professionista, un dentista catanese che ha scoperto la truffa e ha sporto denuncia. Luca Ciliberti. A Catania capita che un dentista si ritrovi proprietario di una fuoriserie a sua insaputa e che lo scopra solo quando le forze dell'ordine gli recapitano a casa una multa per infrazione stradale. Già, perché la nuova frontiera dei truffatori, per evitare la ghigliottina dei controlli incrociati tra agenzie delle entrate e redditi effettivi di nullatenenti o prestanome, adesso passa per il benestante intestatario inconsapevole. Il gioco è semplice, si cerca un soggetto che per professione risulti già con un reddito alto e dichiarato al fisco, ovvero un cittadino che non dia nell'occhio a un eventuale controllo incrociato da parte dell'Agenzia delle Entrate. A quel punto, con un concessionario o qualche funzionario compiacente del pubblico registro automobilistico, gli si intesta l'auto e la truffa è servita. La variabile che ha scoperchiato il vaso è stata, in questo caso, la curiosità dell'ignaro truffato di volerci capire qualcosa. E così il dentista multato, facendo una visura, ha scoperto di possedere solo, virtualmente, una sgargiante Maserati che lui non ha mai acquistato. L'uomo ha denunciato tutto e adesso la magistratura è al lavoro per individuare i responsabili della truffa, visto che per l'immatricolazione di un'auto è necessaria la sottoscrizione, oltre che la volontà del soggetto interessato. A Caltanissetta fuochi d'artificio non autorizzati e sono stati interrotti dalla polizia a un banchetto di matrimonio. Il personale incaricato dal titolare di accendere girando le bengala non era in regola né era munito della necessaria assicurazione. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, il Palermo in campo contro l'Ascoli e le ultime sulla Catania impegnato domani al Massimino. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, a breve Palermo in campo ad Ascoli, Rosanero con il tridente e Brunori a caccia del primo gol in campionato. Marco Gulà. Sfatare il tabù sosta il Palermo fra qualche minuto in campo ad Ascoli. Rosanero che nello scorso campionato al ritorno dalle pause non erano mai riusciti a vincere. Al Del Duca tante conferme per Corini che cerca la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Reggiana e Feral Pisalò. Insigne out per infortunio, quindi si libera un posto nel tridente. Sarà Di Francesco a giocare dal primo minuto insieme a Brunori a caccia del primo gol in campionato e Di Mariano. Un Palermo a trazione anteriore che proverà a scardinare i bianconeri. L'Ascoli si affiderà a Manzari e Rodriguez alle spalle di Mendes. Fischio d'inizio alle 14. Domani al Massimino arriva il Picerno e il Catania cercherà di conquistare i primi punti in campionato. Intanto la società potrebbe tornare sul mercato. Marco Palermo ha chiesto la rescissione. Marco Carli. Ancora pienone, ancora effetto Massimino per il match con il Picerno. Catania, che ha una quota abbonamenti da Serie A, vuole spingere i rossazzurri italiani che provano a conquistare la prima vittoria stagionale. Dopo l'esordio non positivo in termini di risultato con il Crotone, gli etnei hanno saltato la gara col Brindisi e tornano in campo a 16 giorni dall'esordio assoluto. Assenti Lorenzini per squalifica, Rapisarda, Popovic infortunati, insieme a Dubickas che rientrerà con il Monopoli. In rampa di lancio Silvestri in difesa e sono pronti a dare il loro contributo anche gli altri due nuovi acquisti, Buà e Deli. Intanto è scoppiata la grana Marco Palermo.
venuto e ha chiesto di andare in un'altra parte a giocare e quindi stiamo parlando per la sua risoluzione del contratto. La Neri ha anche evidenziato quelle che saranno le prossime mosse. Come sapete noi vogliamo sempre 2 giocatori per ruolo. Per cui dovreste prendere un altro centrocampista in caso. Sì. Intanto, alla vigilia del match ha parlato Tabiani, voglioso, come tutta la squadra, di conquistare i 3 punti. Quando nella volta scorsa abbiamo parlato della ricerca della perfezione, penso che dobbiamo cercare di arrivare a quella per poi ottenere il risultato. Dobbiamo riuscire a limare qualche errore che abbiamo fatto la volta scorsa e sicuramente avremo l'opportunità di fare i 3 punti. TG Sicilia si ferma qui, alle 20 il prossimo appuntamento, buon pomeriggio e grazie.